Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Blitz antimafia tra Catania e Messina, 39 arresti del clan Cappello Cintorino, affari illeciti e la spartizione dei territori di confine tra le due province, droga, estorsioni e rapine. Umiliata e maltrattata per anni è la tragica storia di una donna disabile psichica di Partinico. A ridurla in schiavitù i genitori e il fratello che sono stati arrestati. Palermo, vandali e ladri nel quartiere Borgo Nuovo, furto nella chiesa di San Paolo Apostolo, portati via il calice e le ostie consacrate. Il parroco in lacrime: hanno violentato la nostra comunità. Strage di Altavilla, Giovanni Barreca, il muratore accusato, e la morte della moglie di 2 figli durante un esorcismo. Per la Cassazione è capace di intendere e di volere, può subire il processo e stare in carcere. 5 mesi per l'esito dell'esame istologico, poi per un uomo di Partinico la morte. I familiari a novembre avevano presentato un esposto alla Procura di Palermo. La sorella della vittima: avevamo chiesto aiuto anche all'assessorato alla salute. Catania, per evitare il caos in via Santa Sofia basterebbe prendere i mezzi pubblici e utilizzare un parcheggio gratuito, ma non tutti conoscono questi servizi per raggiungere il policlinico. Messina, la rigenerazione urbana in 9 aree tra spazi abbandonati e villette da riqualificare, tutto grazie a un finanziamento da 7 milioni di euro. Calcio, il Trapani perde per 2-0 ad Avellino, Granata fuori dai play-off. Dopo 3 sconfitte consecutive, pareggio 3-3 del Messina in trasferta contro la Cavese. Bentrovati, ancora buongiorno. In apertura una terribile storia che arriva da Partinico, minacce di morte, percosse su una disabile in provincia di Palermo, sono stati arrestati i genitori e il fratello. La vittima sarebbe stata costretta a occuparsi delle incombenze di casa, subendo gravissime mortificazioni. Sentiamo Marco Gullà. Duro colpo al clan Cappello Cintorino, con 39 arresti scattati nelle prime ore di questa mattina in azione ai finanzieri dei comandi provinciali di Catania e Messina, che assieme ai carabinieri del comando provinciale di Messina hanno effettuato una vasta operazione nelle rispettive province, con l'esecuzione di misure cautelari emesse dai GIP dei tribunali del capoluogo etneo e peloritano su richiesta delle procure di Catania e Messina. Le 39 persone sono indagate per associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al narcotraffico, dispaccio di stupefacenti, estorsione, rapina, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Tutti reati aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis 1 del Codice Penale, poiché commessi con metodo mafioso o con il fine di agevolare il clan Cappello Cintorino e trasferimento fraudolento di valori. Le 2 ordinanze sono il risultato dello stretto coordinamento investigativo attuato tra gli uffici giudiziari di Catania e di Messina sotto la supervisione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, al fine di monitorare più efficacemente le persistenti attività anche di sfruttamento economico del territorio proprie dei clan Cappello Cintorino con interessi comuni nei territori di confine delle 2 province. Il servizio riguardava proprio gli arresti che sono stati effettuati questa mattina nel clan Cappello Cintorino, un durissimo colpo alla mafia che si spartiva il territorio tra Catania e Messina. Maggiori dettagli su questa importante operazione antimafia ve li daremo nel corso del TG delle ore 14. E adesso invece il servizio della donna disabile ridotta in schiavitù dai genitori del fratello che sono stati arrestati. Sentiamo. Una storia di degrado e di violenza arriva dalla provincia di Palermo, tra Partinico e Montelepre. I carabinieri infatti di Partinico hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere nei confronti dei componenti di un nucleo familiare, padre 60enne, madre di 64 anni e fratello 31enne, accusati di maltrattamenti aggravati in concorso nei confronti della figlia e sorella disabile. Tra le mura domestiche la vittima sarebbe stata costretta a occuparsi delle incombenze di casa, veniva picchiata, denigrata, umiliata. La donna disabile veniva anche picchiata con dei bastoni. L'indagine nasce da una denuncia dei servizi sociali e scolastici del 2024 mandata ai carabinieri. Nella nota si segnalava la grave situazione sociale e sanitaria in cui viveva la ragazza. Tanti gli episodi venuti a galla registrati grazie alle microspie piazzate dai carabinieri in casa della famiglia. Nella notte di Natale alla vittima veniva urlato: l'ammazzo, bastarda e inutile, prostituta lurida. Tutto perché la ragazza stava
dormendo e doveva invece mettersi al lavoro per pulire dei panni. La madre della disabile, picchiata e vessata per mesi, cercava anche di convincere la vittima a non rivelare le violenze subite agli inquirenti che stavano per interrogarla. Dopo l'interrogatorio, i familiari chiedevano alla donna cosa avesse detto su un'ustione riportata. Nulla, mi sono bruciata nella vasca, la sua risposta. Non firmare niente, se no ti ammazziamo a legnate, ribattevano invece i familiari. In paese c'è sgomento, incredulità per l'accaduto. Questo bisognerebbe chiuderlo e non farlo uscire più dalla galera. Cose che purtroppo succedono, si verificano e continuano a verificarsi. Bisogna chiedersi se realmente questa società di oggi ha una malattia che si può curare oppure è incurabile. Vandali e ladri nel quartiere Borgonuovo a Palermo, profanazione nella chiesa di San Paolo Apostolo, è stato portato via il calice con tutte le ostie consacrate. Il parroco in lacrime ha detto ci hanno violentato. Marco Gullà. Trattiene le lacrime a stento padre Antonio Garao, parroco della chiesa San Paolo Apostolo a Borgonuovo a Palermo. Ignoti hanno infatti fatto irruzione nella chiesa sottraendo il calice, le ostie consacrate e mettendo completamente a soqquadro gli ambienti parrocchiali. Un atto vandalico compiuto con inquietante spregio nei confronti dei simboli religiosi. Per il parroco oggi la sua chiesa è stata violentata. Purtroppo oggi siamo molto distrutti, scontenti, avviliti, perché questa notte hanno violentato la nostra parrocchia. Sono saliti, hanno rotto un vetro, sono saliti nella chiesa, hanno rubato l'Eucaristia con 2 epissidi e poi sono scesi giù, hanno distrutto tutto. In sacrestia avevamo i vasi sacri che tenevamo in un armadio, sono rubati calici, pissidi, non abbiamo più niente. Ma i furti hanno interessato anche la sede della quinta circoscrizione a Largo Pozzillo, sempre nel quartiere Borgonuovo. Dopo una serie di irruzioni nelle scuole del quartiere, i ladri ancora la scorsa notte sono entrati e hanno danneggiato e rubato oggetti e documenti. Danneggiate anche le porte e rubata la macchinetta del caffè, oltre a diversi oggetti e materiale di cancelleria. Giovanni Barreca, il muratore accusato della strage di Altavilla Milicia, dove sono stati uccisi la moglie e i suoi figli nell'ambito di un esorcismo durato giorni nella villetta di famiglia ad Altavilla Milicia, è capace di intendere e di volere. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, per cui l'uomo può restare in carcere e subire il processo. Sentiamo Maglio Viola. Giovanni Barreca è in grado di intendere e di volere e dunque può affrontare il processo. Dopo il Tribunale della Libertà e dopo il GIP, anche la Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'uomo accusato di aver ucciso la moglie e 2 dei 3 figli al culmine di un drammatico esorcismo. Barreca nelle scorse settimane aveva ottenuto la scarcerazione e l'affidamento in comunità grazie a una perizia psichiatrica, ma la procura aveva presentato ricorso e ottenuto la revoca di quella scarcerazione. All'avvio del processo penale l'avvocato difensore Giancarlo Barracato aveva insistito sull'infermità mentale, chiedendo lo stralcio della posizione del suo cliente, istanza sulla quale la Corte d'Assise non si era ancora pronunciata. Dopo la decisione della Cassazione, Barreca resta in carcere e dovrà con tutta probabilità affrontare il processo insieme agli altri. Oltre a lui sono accusati di quella strage la coppia di Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente. In un altro processo davanti al Tribunale dei minori è già stata condannata a 12 anni e 8 mesi l'unica figlia superstite, 17enne all'epoca dei fatti e oggi 18enne, che ha confessato di aver preso parte ai delitti. La strage è avvenuta un anno fa nella villetta di Altavilla Milicia della famiglia Barreca, dove insieme alla figlia maggiorenne e a 2 Santoni, secondo l'accusa, Giovanni avrebbe ucciso prima la moglie Antonella Salamone e poi i 2 figli, cominciando dal più piccolo Emanuel di 5 anni, per completare la strage con l'uccisione di Kevin appena 16enne. Il prossimo 3 aprile è fissata la nuova udienza del processo davanti alla seconda Corte d'Assise di Termini. 5 mesi per ricevere l'esito dell'esame istologico, poi la morte. I familiari a novembre avevano presentato un esposto alla Procura di Palermo. La sorella della vittima, un uomo di Partinico, avevamo chiesto, ci ha detto, aiuto anche all'assessorato alla salute. Laura Spanò.
Si allunga la lista di pazienti che hanno ricevuto o che devono ancora ricevere, nonostante le pressanti richieste, l'esito degli esami istologici dall'ASP di Trapani, e questo dopo i 30 casi segnalati in questi giorni. E in questa tragica realtà con cui si stanno scontrando migliaia di pazienti oncologici si scopre che già a novembre scorso i familiari di un paziente di 68 anni di Partinico, che avevano atteso 5 mesi per l'esito dell'esame istologico, avevano presentato un esposto alla Procura di Palermo. Il paziente viene operato dal il 15 aprile del 2024 per addome acuto da appendicite. I tessuti prelevati vengono inviati all'ospedale di Castelvetrano per l'istologico che arriva il 10 settembre. 5 mesi dopo, troppo tardi, la famiglia cerca in tutti i modi intanto di avere l'esito di quegli esami, sollecitando financo l'assessorato regionale alla salute, che quindi sapeva cosa stava accadendo, e il dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica, inviando 2 PEC ad agosto e settembre 2024. Nessuna risposta. L'uomo è morto a dicembre scorso. La sorella del paziente, nel sottolineare il dolore profondo per la perdita del congiunto a cui è stato negato il diritto a curarsi, rimarca: io e la mia famiglia abbiamo inviato mail, PEC, fatto telefonate, tutte puntualmente inevase. Erano tutti latitanti. Il GIP di Palermo ha rinviato a giudizio per peculato e concorso in truffa aggravata il deputato regionale Gianfranco Micci, che con l'Audi avrebbe ospitato i familiari e, secondo l'accusa, l'auto sarebbe servita anche per portare cocaina al politico. Il GUP ha condannato a 2 anni e 2 mesi Maurizio Messina, dipendente dell'ARS, che faceva da autista al parlamentare. La riforma sull'accesso alla facoltà di medicina adesso è legge. È stato abolito il test d'ingresso, ma la selezione si sposta di 6 mesi. Lorena Dolci. Stop ai test di accesso e addio al vecchio numero chiuso all'ingresso, ma non è un liberi tutti, perché la selezione è solo rimandata di 6 mesi e invece che sui test con le crocette si baserà sui voti, un semestre di fuoco per gli studenti che farà da filtro. Ma cosa prevede la nuova legge che si ispira al modello francese? L'immatricolazione al primo anno di medicina, odontoiatria e veterinaria sarà libera, senza quei test di cultura generale, una sorta di roulette russa con alla base una formazione costosissima. Per poter proseguire negli studi però, ed è questa la novità, sarà necessario ottenere un punteggio in una graduatoria nazionale formata sulla base degli esami dati nel primo semestre. La ministra Anna Maria Bernini parla di rivoluzione copernicana e promette di attuarla già dal prossimo anno, ma in attesa dei decreti attuativi, rettori e direttori di dipartimento non nascondono le loro preoccupazioni. È ovvio che a livello nazionale non sarà possibile né a livello locale accogliere 60.000 studenti al primo anno in presenza, quindi si dovrà passare a una modalità di didattica mista o con una modalità di didattica online, perché è impossibile avere un numero di aule sufficiente per accogliere al primo anno. Su Catania si stimano circa 2.500-3.000 studenti. Chi non riuscirà a entrare potrà continuare il secondo semestre frequentando un corso scelto tra quelli di area scientifica, senza perdere l'anno. Il problema è di cosa fare, come andare ad allocare tutti quegli studenti che dopo i primi 6 mesi di studio comunque non entreranno a medicina. La novità riguarda gli atenei statali. I privati stanno già organizzando i tradizionali test di accesso per il prossimo anno accademico. Vi abbiamo documentato più volte il caos che si crea in via Santa Sofia a Catania per le tante auto che rimangono imbottigliate nel traffico, ma il rimedio ci sarebbe. Basterebbe prendere i mezzi pubblici e sfruttare un mega parcheggio gratuito. Abbiamo provato anche noi, in pochi minuti e senza stress siamo arrivati al Policlinico, ma non tutti conoscono questi servizi. Sentiamo Tonino De Mano. La risposta al caos di via Santa Sofia si trova in casa ed è di facile soluzione. Basta utilizzare i mezzi pubblici e soprattutto sfruttare il vicino parcheggio gratuito di Santa Sofia. Dopo aver documentato le file chilometriche con pesanti ripercussioni persino davanti al pronto soccorso del Policlinico di Catania, bisogna prendere atto che il rimedio c'è. L'università ha messo a disposizione un parcheggio, che è quello vicino al Pala Arcidiacono, con 1200 posti gratuitamente a disposizione degli utenti del Policlinico. La Società dei Trasporti Catanesi ha messo a disposizione una navetta ogni 20 minuti.
prendiamo al volo l'occasione e la navetta per mostrarvi l'utilità del servizio con partenza dal parcheggio di Santa Sofia, oltre 1000 posti, ed arrivo al terminal metro di Milo. 11 minuti il percorso totale da capolinea a capolinea e poco meno di 5 dal pronto soccorso del Policlinico al parcheggio di Santa Sofia, distante esattamente 720 metri che poi si potrebbero percorrere anche a piedi. Molti catanesi rimangono imbottigliati nel traffico e evidentemente non conoscono questo servizio. Eh sì, evidentemente dovrebbe essere forse più pubblicizzato, anche perché è assolutamente importante per la città. Perché non prenderlo? Super utile e super efficiente. Metro Shuttle, che ad esempio può comunque aiutare noi studenti a muoverci, orari molto flessibili. Unica nota stonata le condizioni di degrado del parcheggio, dove la vegetazione incolta ricopre ogni cosa e dove registriamo gli immancabili cumuli di spazzatura, segno evidente che gli incivili arrivano fin qui, loro sì che conoscono il parcheggio di Santa Sofia. Adesso una breve pausa e poi parleremo di un progetto di rigenerazione urbana a Messina, ma anche di musica con Marcella Bella. A tra poco. Una nuova cartolina per Messina sarà quella della rigenerazione urbana che sta scattando in 9 diverse aree tra spazi abbandonati e villette da riqualificare. Tutto grazie a un finanziamento da 7,5 milioni di euro. Francesco Triolo. Dall'abbandono alla riqualificazione, 9 piazze messinesi torneranno a nuova vita per creare spazi aggregativi e sociali, da nord a sud, da Torrefaro a Santa Margherita, passando per le periferie ed i villaggi collinari. Un importante progetto di rigenerazione urbana finanziato con 7.525.000 euro che porterà nuova vita a pezzi di città su cui investire a livello architettonico e sociale. Saranno 9 gli interventi di riqualificazione delle aree abbandonate inserite nel progetto Messina Città accessibile ed inclusiva. Ridare territorio al territorio non è uno spot, ma è quello che stiamo facendo, ma non perché ci stiamo pensando oggi, ma perché l'abbiamo programmato e con i tempi molto spesso un po' lenti rispetto alla volontà di realizzare le opere abbiamo lanciato oggi gli interventi su 9 piazze. L'obiettivo è quello di uno sviluppo economico, sociale ed ambientale che passa anche per la rivisitazione di alcune aree in termini di verde pubblico, percorsi pedonali e aree di aggregazione. Nuovi spazi verranno creati ad esempio a Castanea, altri a Pistulina. In centro verrà recuperata una piazzetta abbandonata in via Santa Marta. Questo è un ambizioso progetto di rigenerazione urbana volto a riqualificare quelle aree dimenticate o comunque quelle aree che hanno necessità assolutamente di essere rimesse in vita, quindi con i nuovi arredi urbani, con il verde pubblico rivitalizzato anche lui. Nella sede dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico a Catania, la Polizia di Stato ha ricevuto 10 defibrillatori che troveranno posto a bordo delle auto della squadra volante. Un obiettivo importante che è stato possibile raggiungere grazie al protocollo d'intesa siglato dalla Questura e il Rotary Club e che prevede, oltre alla donazione dei defibrillatori, anche la formazione del personale che quotidianamente è impegnato nel servizio di controllo del territorio. Intervenire entro i primi minuti con la defibrillazione cardiopolmonare e l'utilizzo di un defibrillatore è fondamentale per aumentare le probabilità di sopravvivenza e per questa ragione una più capillare presenza di apparecchi defibrillatori rappresenta certamente un passo importante per rendere Catania una città ancora più protetta dal punto di vista cardiovascolare. E adesso andiamo alla musica. Montagne Verdi diventa l'inno ufficiale del Bayern Monaco. La più celebre e vincente squadra, infatti, del calcio tedesco ha scelto melodia e ritornello della storica hit di Marcella Bella per celebrare i suoi 125 anni di storia. Eva Spampinato. Quando si dice un evergreen, green come il verde, e così Montagne Verdi diventa l'inno ufficiale per celebrare i 125 anni di storia del Bayern Monaco.
Non è la prima volta che il Bayer si ispira a canzoni italiane, se si pensa che in città c'è una comunità di 28.000 residenti di origine italiana. Il culto per la musica di casa nostra è comprensibile. Parleremo di calcio giocato tra pochissimo, subito dopo questa pubblicità. Eccoci al calcio, il Trapani perde per 2-0 ad Avellino, Granata fuori dai playoff dopo i punti tolti a seguito dell'esclusione della Turris dal campionato. Franco Cammarasano. Più nero che Granata il mercoledì del Trapani. In mattinata l'estromissione della Turris dal campionato e la conseguente perdita di 6 punti dalla classifica, che diventano 10 con i 4 punti tolti per l'esclusione del Taranto. In serata la sconfitta di Avellino, un 2-0 che premia la squadra più forte e più esperta contro un Trapani che gioca un primo tempo discreto grazie all'inserimento di gente più tecnica a centrocampo. Ad ogni errore dei Granata però l'Avellino è subito pronto a rendersi pericoloso. La prima volta all'8º, tiro ravvicinato di Facundo Lescano e Wikai si salva aiutandosi con uno stinco. Al 16° su una punizione per fallo di Sabatino su Patierno, Avellino ancora vicino al gol con lo stesso Patierno che colpisce il palo. Il Trapani, discreta gestione della palla fin sulla tre quarti ma evanescente in attacco, si fa vivo solo al 22° su un calcio piazzato ma da buona posizione, ma l'uomo di testa spedisce al lato. Al 42° si sblocca il risultato, cross dalla sinistra e palla in area a Panico, il cui destro viene deviato nella propria porta da Sabatino. In pratica la partita finisce qui. Nella ripresa infatti l'Avellino si limita a tenere a bada il Trapani, soprattutto dopo che al 59° arriva il raddoppio di Lescano. All'85° Armellino sfiora il 3-0, ma il suo tiro centra il palo. Per il Trapani solo una conclusione da fuori di Zac Ruggero al 90° con mira imprecisa. Trapani adesso fuori dalla griglia dei playoff e ci vorrà un vero colpo di coda per rientrarvi. Dopo 3 sconfitte consecutive, pareggio 3-3 del Messina in trasferta contro la Cavese. Decisivo l'attaccante Luciani, autore di una tripletta. Sergio Colossi. Il 3-3 di Cava dei Tirreni vale poco per la classifica, ma certifica che il Messina non alza bandiera bianca, a dispetto di una società assente e colpevole. Al Simonetta Lamberti, primo tempo quasi perfetto degli uomini di Banchieri, che schiera a 2 punte. Con De Sena non c'è Costantino, ma un Luciani tarantolato, che 3 gol in una partita non li aveva mai segnati. Il Messina parte forte, sfiora il vantaggio con Luciani e Petrucci e lo realizza al minuto 29 con un colpo di testa dell'ex Frosinone. Giallorossi spreconi con Garofalo e un salvataggio sulla linea di Peretti su Luciani che sulla respinta non trova la porta. L'1-0 del riposo non rende merito alla prestazione del Messina, che però nella ripresa incassa 3 gol in 8 minuti. Al quarto tocco di mano di Marino per Zanotti e rigore che Chiricò trasforma dopo la prima respinta di Meli. Subentrato ad inizio ripresa, Fella al 6° firma il sorpasso con un destro che sorprende Meli. Sannipoli di testa al minuto 12 buca ancora la difesa peloritana. 8 minuti di follia, ma il Messina cambia pelle e inizia la rimonta, complici gli errori della Cavese. Al 13° Boffelli disastroso su tiro di De Sena e Luciani riapre la gara. 3 minuti dopo ancora Luciani che sulla verticalizzazione di Garofalo supera Boffelli e realizza il definitivo 3-3. L'Akragas rinuncia ufficialmente al campionato di Serie D. La squadra è ultima in classifica nel girone I e destinata alla retrocessione. La decisione comunicata alla Lega Nazionale Dilettanti è dovuta a difficoltà economiche e gestionali. Il club però conferma la prosecuzione delle attività del settore giovanile, puntando sulla crescita dei giovani talenti. Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata. Vi lascio con la rassegna stampa curata da Marco Carli.